Ci sono cose che la gente non sa veramente, per esempio il kimono sanno tutti cos'è, e l'analogo che è stato copiato dai giapponesi che dura da 4.000 anni oramai, nessuno sa che cos'è. E per scoprire gli abiti delle corti imperiali cinesi si potrà assistere alla sfilata al Palazzo della Ragione lunedì prossimo. È uno degli eventi, insieme alla sfilata che domenica partirà da Palazzo Moroni, che caratterizzano le celebrazioni del Capodanno cinese, un'occasione per conoscere e approfondire la cultura e le tradizioni del Celeste Impero. Quest'anno, proprio in virtù di questa simbiosi, abbiamo messo a disposizione dell'Istituto uno dei luoghi simbolici, evocativi dell'identità cittadina, che noi auspichiamo possa essere un'identità italiana, ma anche un'identità internazionale, cinese e cosmopolita. Quindi il Palazzo della Ragione vedrà una bellissima sfilata di abiti imperiali, il Lianfu, con una regia assolutamente inedita e un modo con cui avviciniamo la comunità cinese ai nostri luoghi, ed è un modo in cui le due culture possono trovare, tra la meraviglia del palazzo e lo splendore di questi abiti, aree di intersezione culturale. Il 2023 sarà l'anno del coniglio, non resta che farsi gli auguri rigorosamente in mandarino. 祝各位朋友在兔年新春大吉，健康平安，幸福快乐。